Buonasera e benvenuti. Abbiamo avuto un'apertura con i Tamburinara, simbolo di San Calogero. Era Nino Casesa che si è esibito in questo inizio di serata, che è un momento di riflessione su un tema: San Calogero, fonti e implicazioni storiche. Questa serata nasce proprio in vista dell'imminenza delle annuali celebrazioni cittadine ed è un vero e proprio momento di riflessione collettiva della quale Televideo Agrigento vuole farsi portavoce attraverso il suo pubblico con la integrale trasmissione di questo convegno. Vi dicevo che è un'iniziativa che ha raccolto la immediata approvazione e la collaborazione, perché tutti quanti si sono adoperati, ciascuno per portare il proprio contributo di idee, a partire dal presidente del Centro di Cultura Scientifica Aldo Capitano, il Centro di Cultura Scientifica Foderà, il comune di Agrigento con il suo sindaco che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, il dottore Lello Casesa che è un cultore di tradizioni popolari, il dottore Calogero Ferlisi, presidente della terza sezione del TAR di Palermo, e il professore Calogero Sortino, docente di storia e filosofia. Io li ringrazio per avere condiviso questa idea di un approccio, un momento di riflessione rispetto a San Calogero, che rappresenta veramente un punto cardine per la conoscenza di Agrigento e degli agrigentini e della loro storia. Ringraziamo tutti perché questa sera veramente avremo l'opportunità di entrare a fondo della tematica e anche probabilmente scoprire qualcosa che non sapevamo. Vi dicevo che il tema centrale di questo incontro abbiamo così stabilito e valutato di trattarlo in maniera molto vasta, dando allo stesso una serie di sfaccettature abbastanza differenziate. Infatti apriremo i lavori facendo un'ampia illustrazione di ciò che San Calogero rappresenta nella tradizione agrigentina. Avremo anche modo di approfondire attraverso alcuni filmati e l'intervento di Lello Casesa quella che mi si passi il termine, può essere definita come l'agrigentinità del santo, calata nel contesto dell'arte e delle espressioni di folklore del suo popolo. E poi entreremo in un'altra fase, sarà un momento di studio di natura storica, una fase curata dal dottore Calogero Ferlisi, che sarà quasi una lectio magistralis sulla vita di San Calogero, sulle sue, no, perché io ho già parlato un poco e ho idea effettivamente dei contenuti che sono veramente da lectio magistralis, e quindi vi dicevo avremo quest'altro momento di approfondimento di San Calogero, la sua vita, le sue origini, il contesto religioso in cui si è mosso, ma insomma non vi anticipo nulla. Quindi prima di entrare nel vivo di questa iniziativa, il saluto del dottore Aldo Capitano del Centro di Cultura Scientifica Michele Foderà, che è stato uno dei promotori insieme a TVE e a tutti quanti della serata, che ci dirà perché questa serata. A voi tutti vi ringrazio per la vostra cortese partecipazione e buon pomeriggio. Siamo riusciti a riunire ad Agrigento il dottor Calogero Ferlisi, il nostro amico presidente della terza sezione del TAR di Palermo, e per questo motivo noi adesso facciamo un ricorso per sapere se San Calogero è 1, 2, 3, se è bianco, se è nero.
dovrà dare una sentenza per sapere se in effetti questo San Calogero viene dall'Africa o viene da qualche altra parte delle lunghe istruttorie. Quindi a parte lasciamo perdere questa battuta e questa digressione, mi sento anche protetto, anzi ci sentiamo in due protetti, io e Margherita Trupiano. Io mi chiamo Aldo, Margherita si chiama Margherita, quindi con 4 San Calogeri: San Calogero Firetto, San Calogero Ferlisi, San Calogero Casesa, San Calogero Ciortino, io penso che dovremmo passarcela bene la serata. Comunque, a parte questa breve digressione, l'incontro di oggi ha solo una unità di intenti, è stato voluto fortemente dal dottor Ferlisi, Calogero Ferlisi, cultore e studioso di San Calogero. Siamo riusciti attraverso Televideo Agrigento, con l'autorevole partecipazione degli autori, degli editori Margherita Trupiano e Arturo Candella, a organizzare questa serata televisiva che io spero di lanciare come messaggio promo turistico. La nostra città deve fare un passo in avanti, la nostra città non deve essere vista solo come una città in cui i turisti devono essere dei passanti, ma i turisti devono fermarsi a godere la nostra isola greca, che è l'isola nella Magna Grecia. E quindi sarebbe bene che questo filmato, speriamo che lo possiamo realizzare bene, possa essere propagandato per via Facebook, per via YouTube, per le vie televisive nazionali e anche estere, perché questa piccola nostra iniziativa possa essere conosciuta anche fuori, per dare un messaggio che Agrigento non è una città che non può vivere di turismo, deve vivere di turismo. I nostri agrigentini devono basarsi che l'unica economia, a mio avviso, è il turismo. Lasciando perdere questo, io vi ringrazio per la vostra presenza e sono veramente felice di essere qui con voi, e devo sottolineare che l'aiuto del Calogero Casesa, Lello Casesa, che è diciamo un promotore, ma ha una bella eredità del padre, Gigi Casesa, che noi dobbiamo ricordare, è stato un uomo di grande attivismo folclorico, ma anche culturale e anche politico, culturale, eccetera. E la presenza del nostro caro amico professore Sciortino, la cui presenza mi dà tanta forza culturale, e spero di imparare da lui. E speriamo tutti questa sera di poter trascorrere una mezz'oretta insieme e cercare di capire un po' se il santo è bianco e il santo è nero, e sperando che anche il sindaco Firetto possa darci saluti, con permesso. Grazie dottore Capitano. Dicevamo che il nostro si snoda un po' come un percorso graduale che esamina tutti gli aspetti della tradizione sancalogerina, e come vi dicevo all'inizio vogliamo farlo partendo da un filmato nel quale con i suoi colori, le sue musiche, le urla, i volti del suo popolo, in pochi minuti riusciamo a rappresentare quella che è l'essenza popolare di San Calogero. Possono partire le immagini.
Un filmato, vi dicevo, nel quale si rappresenta in maniera sintetica ma pregnante quella che è l'essenza di San Calogero per Agrigento. Adesso proprio su questo tema, su questo modo di sentire attraverso l'arte, attraverso il folklore San Calogero, Lello Casesa, figlio di Gigi Casesa, che dal padre ha proprio ereditato quell'amore per le tradizioni e il folklore. Grazie Margherita e grazie agli illustri ospiti. Sono veramente onorato quest'oggi di poter esprimere qualche breve considerazione su San Calogero insieme con delle personalità che, pur non rivestendo nel contesto diciamo della festa di San Calogero un ruolo specifico, però rappresentano nella loro vita, nella loro professione, un'attenzione particolare e probabilmente un'attrazione che questo santo riesce a manifestare. Sono persuaso che non c'è manifestazione più solenne, più imponente come quella di San Calogero, che è una storia, oserei dire, di circa 1500 anni, ed è sostanzialmente, lo dico sempre, quasi un fenomeno a sé, un fenomeno tutto particolare, una grande, straordinaria manifestazione di popolo che riesce a contenere. È arrivato il sindaco Firetto, che voglio chiamare e salutare. È comunque una grande manifestazione di popolo che abbraccia non solo la città di Agrigento, ma abbraccia molti comuni della Sicilia, da Lipari a Sciacca, a Marsala, a Termini Imerese, moltissimi studiosi, intellettuali, storici hanno cercato anche da diverse angolature di studiare prego sindaco, prego. No, qua. Prego. Moltissimi studiosi, mi metto in piedi, hanno cercato da diverse angolature di esprimere un dato storico senza probabilmente mai trovare una soluzione. E la manifestazione di stasera voleva cogliere questo aspetto, per così dire, popolare, ma anche spirituale, perché riteniamo che in un contesto come il nostro, nel quale la vicenda anche legata all'immigrazione, che crea senza dubbio preoccupazioni da un punto di vista gestionale, è paragonabile a quella di un santo chiamato Calogero, che fondamentalmente viene dall'Africa e è arrivato in Sicilia per diffondere il suo culto e la sua storia. E questa sera volevamo proprio raccontare attraverso un frammento molto breve che vuole sintetizzare la storia di un santo e vuole raccontare attraverso le sue tradizioni più autentiche, dal pane che vediamo, dalle spighe dorate, dalla tradizione della cera delle candele, tutta una serie di piccoli aspetti che spesso e volentieri sono osservati da angolature diverse, ed era per questo che insieme ad Aldo, insieme agli altri ospiti, abbiamo voluto ricordare e raccontare San Calogero una settimana prima, per rilanciare questa straordinaria tradizione che, a mio avviso, gli agrigentini non potrebbero mai rinunciare per tantissime ragioni. E molti giustamente non si spiegano il motivo per il quale c'è questa fortissima attrazione nei confronti di questo santo. E io utilizzo una battuta di Monsignor Blandini, che diceva ad un devoto portatore: ma dici, perché San Calogero è così diverso dagli altri santi, pur non essendo il patrono della città? E
Blandini spiegava: San Calogero è un santo che parla con la lingua del popolo e sta con il popolo. Quando arriva un amico forestiero da lontano, tu lo abbracci, lo baci, gli dai pacche sulle spalle, lo porti a casa, gli offri le cose più belle. San Calogero è questo, quindi la testimonianza popolare, per alcuni versi esagerata, va compresa dentro questa straordinaria forza di attrazione che lega quest'uomo santo, che in questo caso intercede verso Gesù Cristo per chi come me è cattolico, cristiano, praticante, e rappresenta un modello di vita, un modello da seguire. Quindi attraverso questa tradizione fortissima che pervade per gli agrigentini il sangue, c'è questa grande attrazione che spesso travalica in un certo contesto paganesimo, folcloristico. Mi sta bene anche questo, ma resiste questa tradizione. Questa tradizione resiste probabilmente in una città che spesso dimentica tante cose, dimentica tanti accadimenti e tanti episodi del contesto storico-culturale della città di Agrigento. La stessa vicenda che riguarda il recupero della tradizione legata al lancio del pane. Moltissime sono le manifestazioni e le esortazioni ecclesiastiche della Chiesa da sempre contrarie a questa tradizione, che fortunatamente, io dico, resiste e continua a resistere. Io sono fautore di questa tradizione e mi piace ancora una volta rilanciarla e recuperarla. Io ho finito, vi ringrazio. Grazie Lello Casesa. Vi dicevo che abbiamo anche la possibilità di vedere San Calogero attraverso un momento che ne vede la traslazione di questo santo, di questo momento religioso e a tratti pagana, come momento di arte folclorica. È vero Lello Casesa? Una battuta solamente, abbiamo visto poco fa la tradizione sacra della festa di San Calogero, ora vediamo un altro frammento legato all'espressione della tradizione di San Calogero in arte, quindi in folklore e tradizioni popolari, ed è un frammento realizzato 2 mesi addietro con i Dioscuri al Teatro Pirandello, che vedo qui in giro e che ringrazio per la loro presenza e per la loro grande professionalità, che vogliono raccontare attraverso un momento breve la storia di San Calogero. Grazie. Evviva San Calò! Evviva San Calò! Sentite! Scusate, ma che dici? Oh, ma come finì, picciò? Ma chi è? Sentite! Picca ci voli e comincia la festa, ma prima sentite lo conto e tagliate statila, che narra la storia potente di un santo univore e beggio che c'era una votaggi urgenti. Lo santo di grazie o divoti. Questi sono alcuni dei miracoli che fece lo santo alla gente. E siccome oggi è la sua vera festa, gridiamo tutti con tutta l'intenzione: viva lo santo e avanti la processione! Evviva San Calò! Di su cantando che fa mille grazie voglio cantare. Mi fa vivere, non si fa pregare, basta cantare. Viva, 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 viva San Calò. Viva, 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 viva San Calò. Chi sta gustando di quella musica, tutti che non lo vanno a pregare, senza sapere che guarire, basta cantare.
chitarra, la carestia va a salvare, e tempo buono sembra va a dare, che la campagna va a sciurire, che le ricchezze non hanno a mangiare perché la fortuna di questo paese, e questo santo di cuore peggio che ne protegge e ne vuole bene. Viva viva, viva viva, viva viva San Calò, viva viva, viva viva, viva viva San Calò. San Calorio di Girgenti, alle grazie vignenti, San Calorio da Marina, mangia viva ogni mattina, San Calorio di Canicattini, Vigione se ne pendia, e San Calorio di Raffadari, Palomacco senza sale, San Calorio di Grutti, mangia viva e se ne futti. Viva viva, viva viva, viva viva San Calò, viva viva, viva viva, viva viva San Calò.
Calogero nell'arte folclorica. San Calogero nell'arte folclorica chiude questa prima parte che è stata curata da Carmelo Schembri e Alessio Contino, naturalmente anche da Lello Casesa che diciamo poi era il supervisore di tutto questo aspetto che abbiamo appena esaminato. Ci abbiamo a grandi passi, purtroppo non dipende da me, è il volume basso. Vi dicevo, ci avviamo a grandi passi a questo momento clou, però prima ancora di dare corso alla relazione del dottore Ferlisi, il sindaco di Agrigento ci ha raggiunto, ci porta il suo saluto, è stato vicino nell'organizzazione condividendo il tema, a lui il microfono. Io sarò velocissimo perché voglio ascoltare il presidente Ferlisi, al quale dicevo una cosa, c'è una coincidenza per me felicissima. Tanto l'avvio di questa mia esperienza amministrativa nel solco di San Calò, perché è la prima occasione pubblica importante che è appuntamento per la città. E poi la seconda cosa è che quando iniziai il mio percorso qui a 5 km, a 8 km per l'esattezza, la prima manifestazione pubblica alla quale partecipai fu una manifestazione in piazza che era già stata organizzata, in cui tra i protagonisti c'era il presidente Ferlisi, quindi trovo questa coincidenza per me assolutamente utile. Siccome non rimpiango nulla delle cose fatte lì, penso che questo avvio per me sia anche come fatto, diciamo, di buon auspicio. Io devo ringraziare chi ha pensato questo momento di riflessione sul tema San Calogero, le tradizioni, il nostro rapporto con il santo, che è un rapporto, adesso poi vorrò ascoltare lei, che per certi versi è anche complesso perché è un rapporto fatto di profonda devozione e quindi una forte tensione religiosa che ci lega al santo, e anche, come diceva lui, per certi aspetti qualche elemento di folklore, di tradizioni popolari, che comunque non dobbiamo, diciamo, mettere in sordina, ma anzi dobbiamo cercare di valorizzare. Io lo dico anche per fare chiarezza in questo senso, sono tra quelli che ritiene che ad Agrigento Uvenni la Villa è una tradizione da ripetere e, se possibile, anche da implementare, perché è quella parte della festa, se vogliamo popolana, ma che dà senso di coesione e che va certamente recuperata. Lo voglio dire perché ho sentito dire che il Comune non era disponibile a farla organizzare. L'esatto contrario. Noi abbiamo detto ai portatori, avevamo dato disponibilità con un sacrificio inevitabile, come voi comprendete, per le casse comunali. Giustamente loro ci hanno detto che siccome il tempo per la realizzazione dell'evento era veramente corto, non potendo loro fare assegnamento su certezze, visto che c'era una precedente gestione commissariale, non si sapeva, non c'era un'interlocuzione col riferimento successivo, hanno ritenuto di evitare per quest'anno, e comunque ci siamo vicendevolmente promessi di cercare per il prossimo anno di implementare questo momento di tradizione che è antico, ma al quale gli agrigentini sono profondamente legati. Dopodiché San Calò è il mio santo, non solo perché ne porto il nome, ma perché da bambino sono stato tra quelli che ne è stato portatore e facevo la corsa con gli altri 3 miei fratelli, poi arrivò il quinto, ma dopo già avevo evitato di fare il portatore. Con gli altri 3 ci munivamo di sacchetti e andavamo dietro alla raccolta del pane, per cui dico questo per dire che nessuno di noi è nessuno di noi è fuori da questa tradizione. Ne siamo legati tutti quanti gli agrigentini nella sostanza, mani e piedi, sia come elemento appunto di devozione, sia anche come fatto partecipativo per ciò che nelle tradizioni popolari il santo rappresenta, non solo ad Agrigento ma nell'intera provincia. Tralascio Porto Empedocle, che è l'identità di Agrigento, perché santo patrono è San Gerlando ad Agrigento e anche lì è San Gerlando. Il santo a cui si è più devoti lì è San Calogero e ad Agrigento è la stessa cosa e viceversa. Quindi questa presenza
santa, che oggi è attualissima per tante ragioni, è attualissima per quella rivendicazione di prossimità alle grandi sacche di bisogno che abbiamo in questa nostra provincia, che non fa, diciamo, eccezione rispetto al resto del paese, ma queste grandi sacche di povertà vecchie e nuove che noi quotidianamente con le quali conviviamo vedono nel messaggio di questo santo oscuro, e anche questo, l'elemento della pelle in questo momento è anche di grandissima attualità, rappresenta non solo elemento di devozione ma anche un messaggio per il futuro, cioè un messaggio attraverso il quale l'esperienza di questo santo nel vissuto e nelle carni proprie del tessuto connettivo di questa nostra provincia può rappresentare per le emergenze che oggi noi siamo chiamati, con le emergenze con le quali siamo chiamati a fare i conti. Grazie Sindaco Calogero Firetto per il contributo dato al dibattito come sindaco, ma come agrigentino, come persona che ha vissuto da sempre San Calogero, lo porta evidentemente dentro il cuore. Si apre adesso quella che rappresenta la fase centrale, anche corposa, di questa serata, con l'intervento del dottore Calogero Ferlisi, che ha per noi elaborato, ci siamo un po' così sentiti nei giorni antecedenti questa iniziativa, un'ampia disamina sulla storia, la leggenda, il colore della... Sarà interessantissima, perché il colore della pelle, i suoi itinerari, i suoi amici, il contesto in cui si mosse questa straordinaria figura, divenuto poi il santo degli agrigentini, sintesi di fervente fede da un lato e di elementi profani dall'altro, che con molta probabilità ne sostanziano poi l'attaccamento allo stesso da parte del suo popolo. Il dottore Calogero Ferlisi. Grazie. Rassicuro l'uditorio che la mia sarà una conversazione molto semplice, cercherò di ridurla al massimo per evitare di costringervi a stare nella stanza, nel salone, che ha una temperatura abbastanza elevata. Intanto devo dire una cosa: oggi sono più contento che mi chiamo Calogero, perché dopo aver sentito questo pezzo di musica dei Dioscuri con il gruppo Valdagragas nella coreografia, veramente devo dire, le sonorità così mediterranee, così belle, il ritmo così incalzante, voglio dire, c'è una bella soddisfazione a chiamarsi Calogero. E lo dico perché vivendo io a Palermo, quando qualcuno mi chiede, dice: lei si chiama Calogero Ferlisi, Calogero, è un po' duro nel palermitano Calogero, mentre nell'agrigentino, io sono originario di Sutera, che è qua dietro l'angolo, e quindi io ho l'orecchio a San Calogero, al nome Calogero, al nome Lillo, Caliggiu, che è anche un'ulteriore forma, Liggiu, a volte la forma ancora più diminutiva. A Palermo è un po' più strano incontrare qualcuno che si chiama Calogero, e quindi io oggi me ne vanto perché mi porto dietro le sonorità di questa bellissima introduzione musicale. E detto questo, devo anche dire che mi ha preceduto sia il sindaco Firetto sia Calogero Casesa, 4 Calogeri seduti dietro lo stesso tavolo, la cosa è un po' pericolosa. E allora devo dire che hanno toccato alcuni punti che sono veramente fondamentali per parlare di San Calogero. Anzitutto vi voglio spiegare una cosa che vi sarà venuta in mente: ma questo signore che fa di mestiere il magistrato amministrativo, che c'entra con San Calogero? E la domanda è più che legittima, perché se io avessi fatto il seminario o se studiassi filosofia o storia delle religioni, in qualche modo si capirebbe.
anche se studiassi il folklore o le tradizioni popolari si capirebbe, ma col diritto amministrativo c'ha poco a che fare. E vi dico subito, vi tolgo la curiosità, io ho incontrato la storia di San Calogero mentre cercavo la storia di un altro santo e mi sono ritrovato San Calogero. Poi il mio santo, la cosa mi è interessato subito. Io cercavo un santo di nome Onofrio, un santo di nome Onofrio di cui si sa poco, è uno dei santi protettori di Sutera, il paese dove sono nato. Ho scritto qualche cosina sulla storia del paese, un paese che porta anche un nome di origine greca e che molto probabilmente ha dei legami profondissimi con la storia di Agrigento, come io ipotizzavo, e che ha questo Santo Onofrio come santo protettore. Peraltro c'era anche un altro santo, questo illustre sconosciuto perché non lo conoscono nemmeno al Vaticano. Si chiama Sant'Archileone. Se voi provate a spulciare i martirologi, i sinassari, insomma tutto quello che c'è di religioso in giro di ufficiale, Sant'Archileone è latitante, non c'è, non pervenuto, non si hanno notizie, eppure la tradizione locale di Sutera parlava di questo santo, e allora mi sono messo dietro a Sant'Onofrio e a Sant'Archileone. Quando si dice che il diavolo fa le pentole ma non ci fa i coperchi, mi sono andato ad imbattere cercando Sant'Onofrio e Sant'Archileone in San Calogero, e al che francamente ho avuto una scossa di 2000 watt, perché immediatamente ho incominciato a riflettere. C'erano dei legami profondi nella storia che richiedevano di essere analizzati, messi a fuoco. C'era qualche cosa nelle lontane origini del culto di San Calogero, di Sant'Onofrio, di Sant'Archileone, che in qualche modo le accomunava. E peraltro in queste mie ricerche scoprì che c'era un altro bellissimo santo siciliano, famosissimo, questo conosciuto nella Chiesa, San Filippo di Fragalà. E d'altronde Fragalà è la località che ancora oggi custodisce la massima parte delle spoglie di San Calogero. E allora lì cominciai a capire che deve essere successo qualcosa molti secoli addietro, che in qualche modo ha dato vita nell'agrigentino in senso lato, cioè vuol dire Agrigento e l'entroterra che ci sta dietro, compresa Sciacca che sta un po' di lato. Deve essere successo qualche cosa. E poi ci fu un altro fatto che mi incuriosì tantissimo. Scusatemi, ma Agrigento c'ha un San Gerlando che è un santo di primissima classe, un santo, il primo vescovo di Agrigento dopo la conquista normanna. La chiesa agrigentina è stata fondata dal conte Ruggero nel 1093. Abbiamo l'atto di fondazione della chiesa di Agrigento e di tutti i suoi possedimenti all'intorno. Pensate che comprendeva anche Corleone ai tempi, insomma, credo arrivasse vicino Cefalù, è una porzione immensa del territorio siciliano. Ebbene, sappiamo che il conte Ruggero insedia ad Agrigento il primo vescovo dopo il periodo arabo. La Sicilia è stata araba per oltre 250 anni. Agrigento era un villaggio arabo e non si discute, perché Agrigento ce l'ha nelle carni scolpite le parole arabe che indicano che cos'era un rabbato. Agrigento era Rabat nella lingua del Maghreb è il villaggio, la capitale del Marocco, la capitale politica del Marocco. Casablanca è la capitale industriale eccetera, ma è Rabat. E ad Agrigento c'è un rabbato, poi c'è pure un rabateggio, ma è un vezzeggiativo perché fu il quartiere che venne dopo. Ma il cuore del villaggio che raccolse le popolazioni non cristiane prima dell'anno 1000 è stato l'Urrabato. Quindi esisteva Agragas, Agrigentum, Girgenti come la chiamavano i medievali,
che indicava questo vasto comprensorio, ma il centro abitato era un Rabbato. Agrigento era un suono che era rimasto nelle orecchie delle nostre popolazioni per la grande città che fu nel periodo greco e nel periodo romano, ma in epoca araba Agrigento si è ridotta al lumicino, al Rabbato. Essenzialmente era questo, mentre evidentemente nelle campagne avevamo una ricca presenza di fattorie di epoca bizantina, di tradizione romana, dove ancora attecchiva la religione cristiana. Agrigento nel V secolo, V-VI secolo, non vorrei sbagliare, io non sono studioso di storia, sono un amatore, insomma, qualcuno che fa queste cose un po' a tempo perso. E nel V-VI secolo abbiamo avuto Gregorio, vescovo di Agrigento, peraltro illustre teologo, credo che abbia tradotto l'Ecclesiaste con un commentario, con un apparato critico notevolissimo, è una figura importantissima. Quindi la vita della religione cattolica cristiana ad Agrigento è fervida nel V-VI secolo, quindi vuol dire tra il 500 e il 600, in piena epoca bizantina. E la mazzata è arrivata quando sono arrivati gli arabi ad Agrigento arrivano intorno all'800 e qualcosa, però le scorrerie lungo le coste c'erano già da circa 100-150 anni. E allora io mi chiedo, e mi sono chiesto quando facevo questo cammino alla ricerca dei santi, ma Agrigento c'è San Gerlando, sto San Calogero che cos'è il supplente, insomma una figura, e anche lì c'era qualcosa che andava chiarita. Non la voglio fare lunga, mi sono messo sulle tracce delle fonti disponibili, volevo capire che cosa c'era nel passato alla base di queste circostanze che vi ho messo in evidenza, e sono arrivata all'opera di un gesuita, padre Ottavio Gaetani, che scrive alla fine del 1500 la Vita Sanctorum Siculorum. È un'opera monumentale dove raccoglie tutte le biografie di tutti i santi siciliani, incominciando dai primi. Il primo martire della religione cristiana in Sicilia, sapete chi è stato? È stato San Marciano di vescovo di Siracusa, fu martirizzato e si pensa addirittura già nel secondo secolo d.C., secondo la datazione che i più ritengono esatta. Santa Lucia è del III secolo, la martire, Santa Lucia accecata, e Sant'Agata è giù di lì. Quindi noi abbiamo una vita religiosa cristiana che si espande in epoca tardo-romana imperiale, prima che finisse l'impero romano, che è abbastanza consistente. La mazzata arriva con gli arabi creano una cesura nella tradizione religiosa siciliana. Per 250 anni noi avevamo il muazzin che si affacciava nel minareto di turno e che chiamava i fedeli a osservare il Corano e a inchinarsi verso la Mecca, e questo lo facevano qua dietro al Rabbato, non è che lo facevano a 2000 chilometri. E di questi tempi parlare di temi in cui in qualche modo siamo di fronte a una realtà urbana come Agrigento, erede dell'antica Agragas, erede della città romana, in cui convivono tradizioni religiose cristiane e convivono tra l'800, il 900 e il 1000 tradizioni religiose arabe, e ha un po' del miracoloso. Di sti tempi gli arabi sono un po' surriscaldati e tagliano le teste. Ai tempi si riuscì in Sicilia a creare un miracolo che fu la convivenza tra culture diverse. E allora in questo mio interrogativo, da un lato c'è Gerlando, c'era stata questa cesura del mondo arabo che aveva un po' scardinato le credenze religiose del luogo, e poi c'è questo santo così amato dal popolo,
io lo vedrei come un santo democratico, ma San Calogero forse è il più democratico dei santi che ci siano, perché come diceva il sindaco Firetti è un santo del popolo, non è un santo per le gerarchie ecclesiastiche, anzi mi ero annotato qui alcuni appunti che avevo tratto da Giuseppe Pitrè. Giuseppe Pitrè, il noto etnografo siciliano, alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, Pitrè descrive la festa di San Calogero ad Agrigento, con tutti i suoi passaggi, l'abitino ai bambini, la gente, il santo suda, la grande tradizione con i fazzoletti ad asciugare il sudore del santo, descrive tutte queste cose e si vede che San Calogero è un santo popolare. È un santo che ha un tasso di democrazia incredibile. Io non credo che San Gerlando abbia altrettanto ascendente sul popolo. San Gerlando ha un po' la puzza sotto il naso, se vogliamo usare un'espressione un po' forte e anche un po' blasfema. È un santo un po' d'élite. E allora qui la storia si comincia a riannodare. Si comincia a riannodare perché? Punto primo, la tradizione di San Calogero è una tradizione molto antica. Calogero Casesa diceva un santo africano, questo è un problema grosso, se è africano o se è turco, anatolico, da Calcedonia. Qualcuno dice da Calcedonia, qualcuno dice da Cartagine, ma siccome Cartagine e Calcedonia si scrivono quasi allo stesso modo in greco, e allora c'è qualcuno che pensa che il copista di queste antiche fonti abbia scambiato, e c'è chi lo considera africano, i bollandisti, i gesuiti che hanno fatto studi nel Seicento enormi sui santi della Chiesa Cattolica, hanno cambiato la patria di origine da Calcedonia in Carchedonia, insomma, per dirla un po' così velocemente, e l'hanno ritenuto africano. E d'altronde, scusatemi, se ha la pelle nera non ce n'è discussione, avrebbe la pelle olivastra se fosse stato medio orientale. San Calogero di Agrigento, di Sciacca, di Naro, di Campofranco, quantomeno della fascia agrigentina, è sicuramente un santo nero, e questo ci deve fare riflettere, perché se è un santo nero, la sua venuta in Sicilia, così come ci è attestata dalle fonti che non hanno il datario, le fonti le dobbiamo ricostruire e in qualche modo capire il contesto storico in cui si può collocare la venuta di San Calogero. E allora l'unica ipotesi che si può fare per una migrazione, sono tempi di migrazione, questo Mediterraneo una volta portava cose buone, portava San Calogero, oggi non lo sappiamo perché ci sono i terroristi pure che stanno dietro l'angolo, ma ai tempi il Mediterraneo, o che venisse da Calcedonia, dal Medio Oriente, o che venisse da Cartagine, sicuramente portò qualche cosa di bello, che fu questo santo che venne in Sicilia a predicare. E se vogliamo localizzare nel tempo questa venuta, abbiamo due possibilità: o una datazione molto bassa, cioè andare molto indietro nel tempo e andare al tempo dell'invasione dei Vandali in Africa, che diedero un impulso enorme alla migrazione, per cui sappiamo da altre fonti, da tante testimonianze anche archeologiche, anche epigrafiche, che moltissimi uomini religiosi, monaci, scapparono dal Nord Africa e cercarono riparo in Sicilia e anche in Sardegna per sfuggire alla persecuzione dei Vandali. I Vandali però li abbiamo alla fine del 400 d.C., primi del 500 d.C., e la loro presenza in Sicilia durò poco, meno di un decennio. Potrebbe essere quella la scenografia nella quale collocare la storia di un monaco di pelle nera che viene in una Sicilia ancora semipagana. Attenzione, la Sicilia del V secolo è una Sicilia che si è avviata nel cristianesimo,
nella nuova religione, ma essenzialmente ancora pagana. Il Papa Gregorio Magno scrive ripetutamente alle diocesi già presenti in Sicilia, compresa quella di Agrigento, spronando i vescovi a contrastare il paganesimo, perché è ancora fortemente radicato. Abbiamo le epistole del Papa Gregorio Magno che testimoniano questa realtà di un paganesimo ancora in piena attività. Quindi l'arrivo di santi eremiti, di uomini, di asceti, uomini di religione dal Nord Africa che vengono verso la Sicilia a portare il messaggio evangelico, a battezzare popolazioni che sino a quel momento non conoscono il battesimo, ha una sua grande plausibilità. E aggiungo il dato saliente: San Calogero è potente nel senso di potens, ha la potenza di scacciare i demoni. Uno dei tratti salienti di San Calogero è la sua capacità esorcistica. Attenzione che i demoni in questa antica fase storica si identificano col male. Le persone che sono ammalate, e lo vediamo anche nei Vangeli, spesso e volentieri sono immonde e hanno la malattia solo in quanto sono possedute dal male. In più di una parabola che possiamo leggere nel Vangelo sappiamo che Cristo guarisce perché scaccia i demoni e quindi fa guadagnare la salute alle persone. Ebbene, in questo contesto San Calogero viene in Sicilia e le fonti ci dicono, con i suoi compagni Onofrio, Archileone e San Filippo di Fragalà, furono mandati in Sicilia a scacciare le legioni dei demoni e a distruggere gli idoli. Dicono le fonti, questa è la traduzione che vi sto dando, perché in quel momento, in quella fase storica, la Sicilia è ancora così piena di paganesimo che è considerata una terra posseduta, un covo del male, dei diavoli, dei demoni. E vorrei ricordarvi una cosa sola, che proprio per combattere il paganesimo i templi vengono trasformati in chiese per esorcizzare la presenza dei falsi idoli. Ad Agrigento c'è la bellissima chiesa di San Biagio che nasce sui resti del tempio di Demetra. Lo stesso Tempio della Concordia viene recuperato come basilica e questo è il modo per salvaguardarlo, per scacciare i demoni. Viene esorcizzato il luogo. Tant'è vero che nelle fonti troviamo ripetutamente sottolineato questo fatto. San Calogero, Sant'Onofrio, Sant'Archileone, San Filippo di Fragalà sono mandati, parentesi, la fonte qui presenta un gravissimo errore storico, sono mandati da chi in Sicilia a scacciare i demoni? Voi direte da qualche personaggio illustre del IV-V secolo, ci starebbe bene, la fonte sbaglia. Furono mandati in Sicilia dal Papa Pietro Apostolo, primo Papa di Roma, al tempo delle persecuzioni di Nerone. La fonte di cui vi sto parlando è il breviario Gallo-Siculo che è stato seguito in Sicilia sino al 1570. Questa era la storia di San Calogero nel messale, nel breviario ufficiale della Chiesa siciliana. Non era la storia di Demetrio e di Gregorio. La storia che i siciliani hanno appreso era questa. La storia di un monaco che viene mandato da Roma in Sicilia insieme ai suoi compagni. Notate che sono tutti santi di rito orientale, quindi erano monaci ortodossi, possibilmente erano dei basiliani, perché
la regola di San Basilio si diffuse in maniera capillare nell'Italia meridionale e nella Sicilia. E allora vengono mandati con questo scopo preciso: scacciare i demoni. Un medico, il dottore Capitano, direbbe a fare la disinfestazione demoniaca, perché sono i luoghi, e i luoghi più terribili sono i luoghi dove ci sono antichi culti pagani e le grotte. San Calogero si associa sempre con le grotte. E dove va San Calogero a scacciare i demoni? Dentro le grotte. E i demoni scappano urlando, perché la potenza di Calogero è enorme. Addirittura Calogero fa una cosa più interessante, perché mentre navigano per venire da Roma verso la Sicilia si fermano a Lipari, e allora San Calò, lo voglio chiamare affettuosamente San Calò, vede che i liparitani sono quasi tutti pagani e poi hanno queste grotte terribili con questi zolfi del vulcano che arriva, questo mare che gorgoglia, questi getti di acqua calda, eccetera, lo zolfo, simbolo del demonio per eccellenza, che affiora nell'isola di Vulcano. E allora San Calò che cosa fa? Dice alt ai suoi compagni, Onofrio, Archileone e Filippo: alt, io mi devo fermare, io non posso lasciare questa gente in mano alle orde dei demoni. Voi andate, che io intanto sistemo Lipari e le isole adiacenti. E fa la tradizione di San Calogero nella zona delle Eolie è dovuta a questa fonte, il breviario Gallo Siculo, che dice che a un certo punto San Calogero rimase a Lipari, mentre Onofrio, Archileone e San Filippo di Fracalà vennero in Sicilia. Guarda caso, San Filippo di Fracalà va ad Agira, l'antica Girion, anche qui una città dalle tradizioni pagane molto antiche. E Sant'Onofrio e Sant'Archileone dove vanno? A Sutera, c'è poco da fare, vanno a Sutera, nel deserto, dice la fonte, non a Sutera, Sutera ora è una bella cittadina, nel deserto di Sutera a scacciare i demoni. Quindi Sutera era infestata, come era infestata anche Agira, come era infestata la zona di Lipari. E a un certo punto l'angelo dice a San Calogero, sempre nell'ufficio gallicano di cui vi dicevo prima: Calogero, ora devi lasciare Lipari, perché qui hai già bonificato, hai battezzato, i liparitani sono oramai convertiti, tu devi raggiungere Sciacca, che nelle sue grotte, nelle viscere del suo monte, il monte Cronio, è pieno di diavoli assetati, addirittura ce n'è uno che vuole là i sacrifici umani, insomma ci sono delle cose stranissime. Allora San Calogero obbedisce a questa visione angelica, si mette su una barchetta e arriva a Sciacca. Arriva a Sciacca, si rifugia sul monte in una grotta, la bonifica, comincia a battezzare. Evidentemente nella tradizione il fondo di verità qual è? Che questo è un santo che trasforma dei pagani in cristiani, fa sì che i vecchi idoli, le vecchie credenze pagane vengano messe da parte e che queste popolazioni cominciano a seguire la religione cristiana o cattolica, romana o ortodossa. Attenzione, perché la Sicilia diventa cattolico-romana ai tempi di San Gerlando, e ci stiamo arrivando. La Sicilia prima dei Normanni o è musulmana o essenzialmente è di rito greco. E ad Agrigento voi ne avete un bellissimo esempio. Scusatemi, San Leone, perché si chiama San Leone? Questo San Leone, quale leone è? Leone il Papa
o un vescovo Leone calabrese che veniva dal nord e anche lui ha seguito la regola basiliana. Che San Leone è? Cioè la presenza di tutti questi santi che hanno a che fare con l'Oriente è un dato di fatto. L'unico che esce fuori dal seminato è San Gerlando. E perché San Gerlando? Perché il contesto storico-politico nell'anno 1100, il 1093 c'è la fondazione della Chiesa Agrigentina, è completamente cambiato. I Normanni che sono venuti in Sicilia anticipando le crociate, perché quando i Normanni calano con l'ibut del Papa è come se venissero in una terra di infedeli, fanno quello che farà un secolo dopo poi la prima crociata in Terra Santa. E allora evidentemente il mandato che hanno i Normanni, che ha Ruggero il conte e poi il re Ruggero, Guglielmo, sino ad arrivare a Federico II, che vi ricordo è definito un sultano battezzato, non a caso, fu scomunicato un paio di volte dal Papa, sì, varie volte. Quindi i Normanni, quando arrivano qui, intendono ristabilire, come dire, il culto della religione cattolica romana. E allora ad Agrigento c'è bisogno di un vescovo che viene dal nord Italia, da Besançon, se non credo, dai Pirenei, insomma nella zona dei Pirenei, quindi sicuramente lontano dall'Oriente, lontano da questi migranti che arrivano attraverso il mare, disinfettato, pulito, della comunità europea, potremmo dire, perché evidentemente viene dalla Spagna, dal confine Spagna ed Africa, e quindi viene qui, diventa vescovo, di vescovo diventa santo, da santo diventa il protettore della città di Agrigento, ma è il santo della Chiesa ufficiale, non è il santo del popolo che è stato convertito, non è il santo a cui si può applicare questa bella coreografia che è folcloristica ma che ha radici profondissime. Un'ultima cosa e chiudo, perché c'è caldo ed effettivamente è un sacrificio grosso, però per San Calò si può fare un sacrificio, diciamoci la verità. Punto primo. Era una battuta. Allora, punto primo. C'è un'altra importante fonte che parla di San Calogero e sono gli inni di un monaco che si chiamava Sergio. Questi inni furono trovati dal gesuita padre Ottavio Gaetani alla fine del 1500, ma la storia che ci racconta Sergio è diversa dalla storia che ci racconta il breviario Siculo Gallicano di cui vi dicevo prima. San Calogero viene dalla Calcedonia, ma aveva come compagni non Onofrio, Archileone e San Filippo di Fragalà, aveva come compagni Demetrio e Gregorio, martiri, e qui si costruisce una storia di tipo diverso. Questo fatto ha portato gli studiosi a interrogarsi ripetutamente: ma qual è il vero San Calogero? E da qui inizia l'ipotesi che di Calogeri santi ce ne siano stati tanti. C'è chi dice 2, c'è chi dice 4, io ho sentito dire anche 7. E questa tradizione dei vari Calogeri, santi distinti in epoche diverse, si mantiene ancora in vita. L'ultima cosa, ed è anche simpatica questo, la racconto spesso, forse qualcuno, no, 3 minuti sindaco. Tempo fa ho visto in televisione la festa di San Calogero, l'uscita del santo dalla chiesa di San Calò, la tammuriata, l'avevo letto nel P3 e devo dire il P3 è stato felice descrittore di questa cosa. Vi invito a leggerlo nel P3, nella raccolta delle tradizioni popolari siciliane, la festa di San Calò a Giurgenti, è una cosa veramente graziosa. E allora a un certo momento ho visto questi giovani che avevano il particolare copricapo salire sulla vara, il fertolo, abbracciare
e baciare con una foga, con una devozione. Sono rimasto letteralmente esterrefatto. E allora la prima cosa che mi è venuta in mente, insomma, c'è molto folklore, anche forse un po' di paganesimo. Mi tornarono in mente le parole del P3: attenzione, ad Agrigento fanno le processioni senza parrini. È vero, ancora oggi, specie quella della sera, la fa il popolo. Dice: non ci sono chierici, non ci sono giaculatori, cioè è la festa del popolo che festeggia San Calò, punto e basta. E allora questa cosa di vedere questo abbraccio e questi baci dei fedeli verso la statua di San Calogero mi fecero venire un colpo di fulmine, sindaco. Mi sono trovato davanti Cicerone, lo sappiamo tutti, principe del Foro, Cicerone che nelle sue verrine a un certo momento scrive, per descrivere quanto era stato ladro, vile, blasfemo questo propretore della Sicilia che si chiamava Verre, e descrive un fatto scandaloso. Verre era venuto ad Agrigento e vicino al Foro, vicino al quartiere ellenistico romano, c'era il Tempio di Ercole, e gli agrigentini in questo tempio tenevano una statua bronzea che era bellissima, famosa in tutta l'antichità, e questa statua aveva una particolarità, dice Cicerone: era un po' consunta nel mento e sulle guance. Perché gli agrigentini erano così devoti di Ercole che lo abbracciavano e lo appoggiavano e consumavano il bronzo della statua che si voleva fregare il propretore Verre. Guardate, quando mi tornarono in mente queste cose ho detto: veramente la storia è un sogno, 2000 anni sono niente. Qua la televisione con gli agrigentini che abbracciano San Calogero, e nel libro la storia di Verre e Cicerone che descrive questo abbraccio a Verre. Sono rimasto senza parole. Grazie. Grazie dottore Ferlisi, che lei poco fa diceva lo facciamo per San Calogero, stare qui. No, io dico lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo veramente con grande piacere, perché abbiamo riscoperto attraverso questa sua relazione, abbiamo rivisitato anche la storia religiosa di Agrigento, da Agrigentum ad Agrigento, quindi dico veramente molto importante. Il sindaco ci saluta perché si scusa, ma aveva pregressi impegni istituzionali, lo chiamano adesso ad altra sede. Grazie di essere stato con noi. E proseguiamo adesso, stacchiamo un attimo con un intervento musicale. Lello Casessa ha curato questi aspetti, di che cosa si tratta? No, è un intervento musicale legato alla festa di San Calò che alcuni artisti agrigentini hanno voluto riproporre, ed è anche un modo per alternare la relazione del professore a quella del professore Sciortino, per poi passare alle conclusioni, perché abbiamo, come detto, voluto dividere i due momenti, l'uno e l'altro. Quindi do il microfono agli artisti che ci regalano un momento legato alla tradizione siciliana, e poi concluderà il professore Sciortino.
Questi erano i musicisti del Val d'Acragas che ci hanno offerto un altro momento musicale, e adesso siamo in conclusione e avremo l'intervento ancora del professore Calogero Sciortino. Calogero Sciortino lo conosciamo tutti, è un già docente, mi diceva di sottolineare il già docente di storia e filosofia, che ci parlerà del suo San Calogero, il suo modo di vederlo, il suo contributo a questa giornata. Buonasera, io sarò breve, sintetico, quasi telegrafico. Se non altro perché mi rendo conto che con questa temperatura in questa sala, in questo momento così, si può stare ad ascoltare e a concentrarsi solo per amore di San Calò e non per altro. Io sono agrigentino e come agrigentino puro sangue sono cresciuto nel mito e nel culto di San Calò. Però man mano che crescevo e andavo acquistando per via degli studi chiamiamola deformazione professionale del professore di storia, ho cominciato a pormi delle domande. Una, chi è San Calò? Storicamente chi è San Calò? L'altra domanda, la seconda, è che è diversa dalla prima, ma per gli agrigentini che cos'è San Calò? Cioè chi è San Calò storicamente? Che cos'è San Calò nel culto, nella tradizione, nell'affetto, uso questa espressione, che gli agrigentini hanno per San Calò. E così, per rispondere alla prima domanda, chi è San Calò, ho iniziato le mie povere, piccole ricerche storiche. Sono andato alle fonti, il professore le ha ottimamente citate tutte, Sergio, il breviario gallicano, i dialoghi di Gregorio, eccetera, eccetera. E onestamente devo dire, l'immagine di San Calò diventò molto più confusa nella mia mente, sempre più confusa. Per cui, man mano che continuavo gli studi, P3, gli studi del Cinquecento, la storia dei santi siciliani, eccetera, eccetera, andavo sempre più complessificando questa immagine di San Calò, fino a quando mi diventa un'immagine dai contorni sfocati, che non riuscivo Fra l'altro sapevo e so che Calogero era un soprannome che veniva affibbiato ai monaci basiliani, che significa bel vecchio, che bel agatos, kalos in greco hanno lo stesso significato, agatos e kalos, che significa buon vecchio, buon pastore, eccetera. Quindi potrebbe essere anche un soprannome. E allora, continuando questi studi, queste ricerche, che credetemi mi sembra una sciocchezza, mi impegnano anni, mi convinse di una cosa, che San Calò è una specie di X matematica. Cosa vuol dire X? X non è qualcosa che non esiste. Io sono contro tutti coloro che affermano che San Calogero è un prodotto dell'immaginazione popolare. Io sono convinto che San Calogero storicamente è esistito ed esiste. Ma chi è storicamente con assoluta precisione? Non lo so. Non lo so. Le fonti non sono chiare. Molte di queste fonti sono agiografiche. E le fonti agiografiche non sono fonti che storicamente possiamo prendere sul serio. Le dobbiamo prendere con le pinze, con le molle, vagliare e rivagliare. Perché sono convinto che San Calogero è realmente esistito? Perché le prime testimonianze, se anche agiografiche, sono antichissime e non possono essere solo frutto dell'immaginazione popolare. E poi io sono uno di quelli che storicamente rivaluta le leggende. Cosa vuol dire rivaluta la leggenda? La leggenda non si può accettare nel suo contenuto per quella che è, però una cosa ce la dice, è una testimonianza che ciò che ci racconta, che si racconta nelle leggende non è verità, ma ha un fondo di verità. Tutte le leggende su San Calò ci attestano che San Calò è veramente esistito. I documenti agiografici che storicamente non hanno grande valore ci attestano altre cose, che San Calogero è storicamente esistito. I contorni sono sfumati,
non sappiamo chi è, ma la devozione c'è tanta. Ora San Calogero nella cultura degli agrigentini è una sorta di contraddizione in termini. Ci sono atei che però credono a San Calò. Sì, guardate, una volta mi è successo, e c'è questo un miracolo, mi è successo, uno di questi miracoli è per esempio Andrea Camilleri, no? Il quale dice: il mio santo, io sono non credente, un'intervista sulla Repubblica mi pare del 2002, io non sono credente, però il mio paradiso è deserto, però c'è un solo santo che per me è importante ed è San Calò. Non è devozione, sarà affetto, però a San Calò ci crede. Io mi trovavo in aereo con un mio compagno di viaggio, insegnavamo assieme in Sardegna, molto colto, coltissimo, ateo, non credente. Siccome l'aereo impiega un'ora per attraversare da Cagliari da Palermo a Cagliari, erano 2 ore e ancora non si vedeva la terra, abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava e il capitano ci ha detto di farci coraggio, e che significava che ci ha messo una paura da matti. Allora questo mi fa: tu prega il Padre Eterno che sei credente. Dico: e tu? Io prego a San Calò. Non so se rendo l'idea. E dico: ma scusami, non ho avuto modo di discutere in quel momento, ma ne abbiamo parlato dopo. Come fai a pregare a San Calò se tu non credi? Cioè, a San Calò ci credo. Qui c'è un altro particolare dettaglio da chiarire, che San Calò non ne fa miracoli. Il miracolo lo fa il Padre Eterno, semmai, per intercessione di San Calò. Poi ci sono credenti che su San Calò arricciano il naso, addirittura ne negano l'esistenza o affermano che sono diversi San Calò, eccetera. Qui c'è tutta una letteratura che non finisce mai. E anche qui racconto un'esperienza. Io ho molti amici non credenti, io sono credente, praticante, ma ho molti amici non credenti. Era un collega mio che veniva da Reggio Emilia, veniva qui per gli esami di Stato, quelli che si facevano a luglio tanti anni fa. Anche lui molto colto. Mi disse: mi deve far vedere qualcosa di tipicamente agrigentino. Allora gli esami di Stato si facevano a luglio, io ero membredenno, e lo portai ad assistere alla festa di San Calò, all'uscita della festa, l'uscita del santo che esce a mezzogiorno della domenica, e poi alla processione serale e alla famosa tammureata, eccetera, eccetera. Questo dice: ma tu mi hai detto che era quasi una festa pagana. Dico: sì, io sono uno di quelli che dice che la festa, così come si manifesta, dicevo, ha molto di pagano. Dice: ma guarda che ti sbagli, c'è tanto di pagano, ma c'è anche tanta fede. La gente a San Calò ci crede, è una fede ingenua, è una fede semplice, una fede poverissima, ma intanto è una fede, la gente ci crede. E mi ricordò anche lui l'episodio di le Verrine, mentre quando ci ho assistito alla tammureata, quella che si fa la sera, tutti si mettono attorno, i tammurenari attorno, e si mettono a suonare il tamburo con un ritmo sempre più crescente, fino a quando diventa veramente forsennato. Questo mi fa: ma questi sono i riti del dio Dioniso, le famose orge. Dioniso era il dio del vino, non a caso presso a San Calò i portatori spesso sono quantomeno alticci. Dio Dioniso. E a tammureata lui, allora diciamo una cosa, veniamo a un accordo: c'è molto di pagano nei riti, ma c'è anche molta fede, seppure in modo semplice. E lui mi ha detto così: io non sono credente, però questa fede ingenua che hanno i tuoi concittadini per Agrigento, conservatela e coltivatela. Ho finito.
Grazie professore Sciortino, io mi alzo perché a questo punto siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima serata che ha raggiunto un obiettivo che tutti comunque rispetto a questo tema così ampio, anche per tanti versi controverso abbiamo visto, comunque ne sapessimo di più. In chiusura intanto il dottore Aldo Capitano voleva, a nome di quanti hanno organizzato questa serata e hanno partecipato e contribuito, ricordiamo, mi sottolineavano di dire che questa è una serata che è stata realizzata senza patrocini di fondi spesi, fondi pubblici o altro, quindi tutto è stato gratuitamente messo a disposizione da chi ci credeva. Chi ci credeva ha dato un contributo culturale, un contributo di fede, un contributo di passione. Ecco, questa serata nasce proprio da questo. Lello, fammi concludere. Quindi è una serata che è stata veramente proficua per tutti quanti, è stata bellissima, io ringrazio tutti coloro che si sono adoperati e a conclusione il dottore Capitano, vi dicevo, voleva dare un piccolo omaggio di riconoscenza proprio per quanto ci ha trasferito, per quanto sapere ci ha trasferito al dottore Ferlisi. Dicevo, è una serata per la quale tanti hanno contribuito in termini di passione e quindi dobbiamo ringraziare la famiglia Salcedo che ci ha omaggiato il pane che vedete qui e che tra poco verrà distribuito, segno tangibile di quella che è la fede del popolo di San Calogero al suo santo. Dobbiamo ringraziare anche per la realizzazione dei video Clara Pace, Carmelo Condello, Marco Gallo e Carmelo Schembri. Ancora dei ringraziamenti dobbiamo rivolgerli al Circolo Empedocleo, al Bar Agorà, adesso vi dirò perché, e anche al panificio San Calogero di via Cicerone. Credo di non avere dimenticato nessuno. Vi dicevo, in chiusura abbiamo questa distribuzione del pane, è un momento in cui gli organizzatori vogliono farci rinfrescare rispetto alla calda serata che abbiamo per amore della cultura e per San Calogero tutti quanti comunque sopportato. Ci saranno delle granite che verranno offerte a tutti quanti dal Bar Agorà. Io credo di non avere dimenticato nulla, ringrazio tutti perché siete stati presenti a questo bell'evento, mi auguro che possiamo averne altri perché Agrigento è una città di forte, di grande cultura e anche di cultura religiosa, abbiamo visto stasera.